Lo scorso 25 aprile Ampi ha chiesto al comune di Jesolo di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, ma il sindaco ha respinto la richiesta al mittente. Abbiamo accolto con stupore la richiesta da parte dell'ANPI di revocare la cittadinanza a Mussolini perché riteniamo che sia più uno spot che un atto concreto di vicinanza democratica. Ricordo che la precedente amministrazione, che era sostenuta anche dal Partito Democratico e che evidentemente aveva una sensibilità forse maggiore alla mia sul tema, non ha ritenuto di accogliere la stessa richiesta. Quindi se le motivazioni che stanno nel fatto che probabilmente al tempo la cittadinanza onoraria è stata data da tutte le amministrazioni comunali, la quasi totalità. L'amministrazione sostiene che si tratti di un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente e che non si possa cancellare quanto fatto nel periodo fascista. Ampi però replica. Noi non chiediamo di cancellare la storia, né di demolire edifici di epoca fascista, chiediamo al sindaco di Jesolo, alle istituzioni di Jesolo di compiere oggi un atto dall'alto valore simbolico pienamente antifascista, revocando una cittadinanza onoraria che poi peraltro non fu una scelta dell'allora cava Zuccherina. Ecco, bisogna prendere le istanze da questo regime. De Zotti ribadisce poi la sua posizione nei valori del 25 aprile e lancia una controproposta. Io la vicinanza ai valori democratici della Costituzione la dimostro giorno per giorno. L'ho fatto il 25 aprile partecipando in prima persona alle celebrazioni, dicendo delle cose molto chiare sull'irreversibilità della scelta democratica. Tra l'altro le mie parole erano state al tempo anche apprezzate dall'ANPI locale, quindi non capisco la polemica di oggi, ma anzi io faccio un passo avanti. Piuttosto che togliere, io propongo di aggiungere. Perché non dedicare uno spazio della nostra città agli eroi della resistenza isolani?